È uscito adesso e sono tutti in ansia per questa possibilità che sta sconvolgendo Twitter. Salve, tifosi del Napoli! Questa sera abbiamo una notizia di mercato scottante che sta facendo cadere la mascella a tutti, con questa notizia che sta facendo il giro dei corridoi del club. Come al solito, vi invitiamo a mettere mi piace a questo video e a condividerlo con i vostri amici. Passiamo subito alla notizia. Con prestazioni deludenti in questa stagione, i difensori del Napoli hanno attraversato una vera e propria tempesta, con errori individuali e collettivi che si sono verificati di frequente, diventando una delle cause principali della caduta della squadra in Champions League. Tuttavia, non tutto è perduto. Il visionario del Napoli, insieme ai suoi osservatori, sta monitorando il mercato e sta pensando a una rivoluzione sul mercato perché, secondo le informazioni ottenute, il nostro club è alla ricerca di rinforzi per rafforzare la difesa per la prossima stagione. E i nomi sotto i riflettori sono due, Ousmane Diomande e David. Il Napoli sta già pianificando la strategia per la prossima stagione e un nome che ha suscitato grande interesse è quello del giovane difensore dello Sporting Lisbona Ousmane Diomande. A soli 20 anni, il giocatore ivoriano ha mosso i primi passi nel Milan un anno e mezzo fa, attirando l'attenzione per il suo talento in campo. Tuttavia, il suo attuale club sembra esitare a lasciarlo andare, rendendo il nostro tentativo un po' più impegnativo. Ma abbiamo una mossa da fare. David Anco, ex Fiorentina, attualmente al Feyenoord, è un'altra opzione che la dirigenza del Napoli sta valutando con attenzione. E la cosa migliore è che il suo prezzo è più accessibile di quello di Diomande, che potrebbe rappresentare un affare importante per il Napoli. È una situazione che ci lascia pieni di aspettative, non è vero? Ora, la grande domanda che tutti si pongono: chi preferireste vedere a difendere i colori del Napoli nella prossima stagione? Diomande o Anco? Non dimenticate di condividere le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Alla prossima e sempre Forza Napoli!